perché bisognava trasferire a parità di costi. Vi dico che un posto letto costa dai 4 ai 600 euro, in ospedale, al giorno, quando va bene. Ok, adesso vorrei che fosse un giorno. Allora, cosa succede? Con l'idea di trasferire nel territorio per creare nuovi posti letto che poi saranno chiamati ospedali di comunità e si comincerà a pagare dopo 2 mesi anche là, c'è il tranello sotto, c'è il tranello. Comunque l'obiettivo era quello di trasferire nel territorio attraverso i piani di zona, per cui conferenza dei sindaci, competenza dei sindaci dei comuni, no? Il presidente della conferenza dei sindaci con una competenza specifica in questo senso. Adesso verrà approvata allora, la riforma sanitaria regionale, quindi lì poi competenze. Dopo va bene, però sì, dopo ne parliamo per questo. Il piano A è stato fatto, cioè i 1300 e passa, sono stati tagliati. I posti letto nel territorio, lo sapete cosa succede? Io ricevo un paio di telefonate alla settimana, ma credetemi, succede che tu ti ricoveri in ospedale con papà, con nonno, con zio, ti dicono loro, ha bisogno di una struttura, prima intermedia e poi per stabilizzati, perché adesso ha una malattia in fase acuta. Abbiamo rilevato che adesso ha una patologia che sarà cronico-degenerativa, Alzheimer, demenza senile, quello che sarà, però potrà occupare un posto letto per acuto, cioè in ospedale 30 giorni, 60, poi ha bisogno di una struttura nel territorio, in un posto, e ti dicono trovati la struttura, trovatela. Te vai là, ti fanno credere, non te lo scriveranno mai, che dopo 30 giorni, 60, dipende poi come gira, lo devono dimettere. Ma non ti dicono neanche che tu lo dimetti, ti trovi il vecchio. Tu lo vai là, tu te lo vai a prendere, tu non sai inconsapevolmente che, scusatemi se parliamo in termini, voglio dire, pratici, no? Sembra quasi che parliamo di pacchi, però mi spiace di questo, è per rappresentare, insomma, bene la situazione. Tu non ti rendi conto, te lo prendi in carico e ti devi trovare un posto. Sai dove vai? A libero mercato. Se non te hai 70-80 euro da spendere e se a casa non lo puoi tenere in regime di domiciliarità, semplicemente perché non c'è il tempo, non hai lo spazio, non c'è competenza, non hai i soldi perché ti danno le 120 euro del buono dell'impegnativo del cura domiciliare, se ti va bene hai l'indennità di accompagnamento, ora che ti paghi una badante, che poi con tutto il rispetto per le badanti ho bisogno di una persona qualificata che mi stia dietro, che haga delle cubito, tutto quello che è, e cosa fai? Semplicemente questa roba qua, guardate, per farvi capire quanto invece la legge sia contraria a questo, basta 2 righe scritte, formalizzate al responsabile della struttura, dicendo ha bisogno mio papà di una RSA, di un'altra struttura, te lo carichi in ambulanza, te lo porti, decidiamo assieme il posto, io pago la quota alberghiera, io pago anziano, per come dice la legge nel momento in cui è in convenzione. Ma cioè, ma questo sta accadendo senza che la conferenza dei sindaci, senza che i sindaci, che sono anche i primi responsabili della salute dei propri concittadini, non dimentichiamolo mai, oltre che hanno una facoltà importante che è quella di redigere insieme agli altri piani di zero. Anzi, tramite gli uffici ti fanno credere che in qualche modo devi pagare, addirittura ti fanno negli ospedali, insomma, la caposala o il medico, il primario, no? Ti fanno violenza psicologica, ti fanno quasi credere che tu vuoi abbandonare, vergognate, ma guarda, e ti denuncio per abbandono di incapace, tutte queste cazzate che io dico sempre, registratele queste robe qua, o andate in 2 che avete un testimone, perché queste sono veramente dichiarazioni pesantissime, assolutamente pesantissime. Ecco, questo sta accadendo all'Acqua di Rose tutti i giorni, è così che stiamo scadendo. Semplicemente perché, ripeto, culturalmente ci stiamo un po' allontanando e pensiamo, no, che i diritti siano un qualcosa, no, che vai a chiedere un favore, no, quando andiamo in questi... Cosa diceva quel signore da venerdì all'incontro che abbiamo fatto a Campodasco, handicap, no? Sta per handicap, cioè un cappello in mano. Sembra quasi, no, che andiamo a chiedere un favore quando in realtà abbiamo un diritto che è stabilito e sancito. E guardate, cioè, non facciamoci imbrogliare, perché qualche volta mi sento dire, ma tu vorresti dire che ne so, Berlusconi ha gli stessi diritti del primo che passa per la strada? Sì, certo. Quando si parla di sanità, sì. Berlusconi deve pagare tutte le tasse come le paga l'ultimo che passa per la strada. Con le tasse pagate in proporzione si creano dei mucchietti, e questi mucchietti servono a garantire i diritti alle persone, per cui anche il diritto alla salute.
Dopo Berlusconi se lo compra all'ospedale, meglio per lui. Però guai a uscire da questa logica, guai a collegare il diritto alla salute al proprio reddito, perché se arriviamo a questo, sapete chi ce li mette? Chi che non è Sky? No, chi che non è Sky? Attenzione, cioè mai scollegare il diritto, bisogna sempre tenerlo, è universale, è per tutti, ok? Perché stiamo parlando di salute. Ecco, e quindi adesso ci domanderemo anche quale sarà il compito, perché siamo proprio in attesa di vedere la riforma regionale che è in discussione, no? In questi giorni l'azienda zero, di capire quale ruolo avranno riservato alla fine per i sindaci, perché la conferenza dei sindaci verrà in qualche maniera un po' ridimensionata rispetto alla propria importanza dell'attuale sistema sanitario regionale, quindi è importante capire anche quali sono le intenzioni, no, del legislatore, per capire anche che possibilità potranno dare agli enti territoriali locali, che poi sono quelli che in realtà dovrebbero difendere questi diritti, dovrebbero prendere delle posizioni e quindi capire se avranno in mano devono organizzare i servizi e anche se avranno in mano gli stessi strumenti di prima di farsi portavoce dei nostri diritti. Quindi questo è importante perché stiamo attendendo proprio questa discussione e questa approvazione per capire anche il da farsi in seguito e capire la difesa dei diritti dei malati. Mi domando quali altre battaglie si apriranno in seguito a questo, insomma. Infatti anche qua magari prendono gli altri dibattiti, sarebbe anche bello, insomma, che poi chiudo. È stata importantissima, so che avete fatto questa raccolta firme, no? Sì. Avete fatto assumere questa posizione al Consiglio Comunale di Adria affinché la casa, il CSA, insomma la vostra struttura, con la vostra RSA rimanga pubblica, e questo ha un senso profondissimo, è una cosa importantissima, fondamentale, che vi dicevo prima. La Regione Veneto adesso subito dopo approverà la riforma sanitaria che si chiama Azienda Zero, una proposta di legge numero 23, okay? Subito dopo c'è il PDL 23, trasformazione delle IPAD, ovvero tutte le IPAD come la vostra che avete qua ad Adria dovranno scegliere se prendere la strada, quella della fondazione in diritto privato, cioè diventa una fondazione, qualcuno diventa Paron, ok? E boh, ok? Inserita comunque in un contesto organizzato a livello territoriale, però diventa una fondazione privata, è inutile che dicano che pubblicizza, prende la strada, perché diventa un soggetto privato, cioè un soggetto vostro, che è pubblico, che è nato con lasciti, donazioni, che è un servizio pubblico per eccellenza di cui abbiamo parlato fino adesso, diventa di fatto privato. Se invece si trasforma in pubblico, se la legge rimane così, azienda pubblica servizio alla persona PSP, entra di fatto, questo nuovo soggetto giuridico pubblico, entra di fatto nel piano, tra gli attori del piano di zona, per cui avrà una importanza fondamentale. Cioè, non solo un ente che si preoccuperà di fare assistenza e cura alle persone non autosufficienti, eccetera, ma avrà anche la facoltà di organizzare, controllare, di svolgere le stesse funzioni che fa la conferenza dei sindaci adesso. Il secondo passaggio importante di questa legge, per quello che è importantissimo che rimanga pubblico, è quella che la PSP potrà gestire qualsiasi servizio per gli altri enti, cioè per il comune del territorio e per l'ASL, direttamente in convenzione, in deroga a tutte quante le leggi sugli appalti, eccetera, sulle gare di appalti. Questo significa che tutta una serie di servizi possono essere accettati lì, ok? Adesso no. Si parla tanto di sportello unico, adesso uno deve fare 1000 giri, deve andare in ospedale, poi deve andare in casa di riposo, poi deve andare in comune, cioè l'idea è quella di accentrare lì tutta la gestione dell'assistenza domiciliare, di fare finalmente un centro diurno. In Polesine non abbiamo un centro diurno, ma vi rendete conto? E nessuno che ne parla. Non c'è un centro diurno, cioè io non ho la possibilità di portare un papà non autosufficiente alla mattina e di andarlo a prendere alla sera perché lo riporto comunque, no? In famiglia, eccetera. Non c'è questa possibilità. Non c'è un SAPA, servizio alta protezione Alzheimer, l'unico, c'è 10 posti a Badia, che sono centri di sollievo nei casi più estremi, oppure una famiglia che ha a casa una persona di questo genere, a volte no, per staccare un po', per andare in ferie, cioè non c'è questa possibilità, non esiste. O vai al libero mercato e ti paghi 70-80 euro al giorno, o non
10 posti a Badia e ci vai se sì, si può dire raccomandazioni, no? Ci vai, insomma, capito? Per cui voglio dire, e queste politiche sono organizzate nel piano di zona, sono previste nei piani di zona, sono i sindaci che hanno la facoltà e il dovere e l'onere di organizzare queste cose qua. Veramente, guardate che c'è una corresponsabilità diretta su queste robe qua, per cui ben venga chi parla e chi mette al centro del proprio programma questa questione in un territorio anziano e con un trend in crescita, al di là delle politiche demografiche, come fare per crescere. Adesso Lorenzini vuole in campagna elettorale, vuole dare soldi a tutti per fare i chiodi, al di là di questo, la realtà adesso è questa, che siete una società anziana, siamo una società anziana, lo saremo sempre di più, e dalla nostra c'è che questo tipo di politiche si possono organizzare, perché si possono prevedere per tempo, perché il trend demografico è chiaro, è evidente, si sa in quanti siamo anziani, in quanti saremo, in quanti ci ammaleremo, in quanti vanno organizzate queste cose. Dal territorio, non da Venezia, dal territorio, dai comuni, dai sindaci. Anche perché poi, insomma, è proprio in questi giorni tutta la discussione, no? Ma qualcuno propone unire i comuni, che va benissimo, però bisogna anche che ci siano dei pesi nei comuni per mantenere anche l'importanza dei territori di riferimento, e bisogna anche, e poi qualcuno propone di unire ulteriormente le USL, no? C'è tutto il discorso di Schiavonia, il project financing, che deve comunque trovare un territorio di riferimento e quindi comunque ci si rivolge al soppado. E secondo me il sindaco deve in qualche maniera rendersi conto, adesso al di là di Adria e tutti i sindaci devono in qualche maniera rendersi conto che sono gli ultimi caposaldi del territorio, cioè quelli che... Se mi permetti, Adria ha anche un ruolo importante, essendo il comune più grande del territorio di competenza dell'Arco 19, cioè insomma, con tutto il rispetto, insomma, mantenere è una roba rispetto a Corvole, insomma, mantenere i pesi di importanza nei territori, cioè mentre quando si fanno le proposte, ecco, di fusione di comuni, oppure aggregazioni, dovrebbero essere mantenute comunque le proporzioni necessarie per far sì che i comuni mantengano anche un'importanza storica e sociale rispetto al territorio di riferimento, questo in modo particolare, altrimenti. E comunque il ruolo dei sindaci è quello proprio di diventare capisaldi, perché altrimenti tutto fugge. Ecco, a proposito abbiamo il nostro candidato sindaco che stiamo preparando un lavoro, si è sentito preso in causa. Stiamo preparando un lavoro, state crediti. Qui no, ti invitiamo, insomma, le due parole, ecco, noi stavamo concludendo proprio l'incontro. Allora io ringrazio Cristiano, ringrazio Elisa, Eleonora. Penso che l'argomento che hanno trattato oggi sia un argomento importantissimo e l'impegno di informare i cittadini sia un impegno che è importante e vi diamo atto di farlo da sempre. E quindi bene così, avanti tutto, perché le persone purtroppo molto spesso non conoscono i loro diritti, non sanno la legge, non conoscono la legge, non volutamente la si spiega, e quindi è fondamentale che incontri di questo tipo vengano portati nel territorio. So che il vostro impegno vi ha portato nelle radio, vi ha portato in altri territori della provincia, magari su altri argomenti, non esclusivamente questo. Quindi io vi ringrazio del vostro impegno e non penso di dover aggiungere altro. Grazie a voi.